Hanno ripreso tutto le telecamere di videosorveglianza della stazione di Montegrotto Terme, dove venerdì sera un gruppo di magrebini appena scesi dall'ultimo regionale in arrivo da Padova verso le 22:20 sono venuti alle mani con un lancio di sanpietrini sotto gli occhi dei presenti. Un episodio che ha scosso l'estate della cittadina termale, anche se il sindaco puntualizza. La realtà dei fatti presenta un quadro diverso. Non si sono registrati feriti né danni alle strutture pubbliche o private. Le ipotesi di lanci di sanpietrini e di danneggiamenti, amplificate da alcune ricostruzioni, non trovano riscontro nella realtà dei fatti accertata dalle forze dell'ordine. Ha riunito un tavolo di coordinamento con carabinieri e polizia locale il sindaco Mortandello. Sarà potenziato il controllo dell'area dove si è registrato un aumento di stranieri e clandestini che provano a eludere i controlli delle zone rosse. E proprio contro questo provvedimento punta il dito il primo cittadino. Le zone rosse, da tanti invocate come soluzione a tutti i mali, in realtà rappresentano un potenziale pericolo, specie per le zone più tranquille come la nostra. Vanno scritte norme dove venga assicurata la certezza della pena per chi commette reati e soprattutto regole di contrasto ai clandestini che si sentono in un porto franco. Invece i sistemi di accoglienza seri e strutturati sono stati depotenziati e sono stati privati di finanziamenti in maniera costante durante questi anni di governo Meloni. Come sindaco mi riservo di adottare tutti i provvedimenti consentiti dalla legge, DASPO incluso, per allontanare chiunque disturbi la tranquillità dei cittadini e dei turisti che scelgono la nostra Montegrotto Terme.